Cerea Madamin, cerea Monsieur, cerea a tutti e benvenuti a nostra casa, settimanale umoristico piemontese, scritto e diretto da Mario Castagneri e Giorgio Lupica. È una produzione Musica Bip, Torino. Rimandandovi ad un'altra parte di questo nostro giornale parlato, laddove un notissimo attore di cinema e di teatro, in un'intervista a noi concessa, confessa candidamente di non sapere nulla di Gianduia e su Gianduia, e rendendomi conto di essere una piccola unità di quell'esercito misconosciuto che sono i piemontesi, non posso trattenere un moto di rabbia. Ma come può verificarsi un fatto del genere? Purtroppo per noi non isolato. Eppure abbiamo alle nostre spalle secoli e secoli di storia, di letteratura, di poesia. Tutto ciò evidentemente non è valso a nulla, o nella migliore delle ipotesi è valso a ben poco, se ai nostri giorni la parlata piemontese è ancora per il resto degli italiani la più ostica e la più incomprensibile. Eppure Gianduia dovrebbe essere la maschera italiana per antonomasia, perché questa maschera, pur non essendo mai appartenuta al teatro dell'arte, non ha mai soggiaciuto ad imposizioni di nessun genere, non si è mai asservita a nessuno, ha sempre simboleggiato l'astuzia, la forza di volontà, la ribellione contro ogni tirannide o dittatura, qualità che sono in fondo le caratteristiche somatiche più evidenti della gente piemontese. Perché se ci pensate bene, è proprio Gianduia che ha fatto l'Italia. E non vi venga in mente di sorridere se questa mia affermazione è un po' così, umoristica. Perché nell'umoristica figura della maschera piemontese si identificano i Carlo Alberto, i Vittorio Emanuele II, i Cavour, i Massimo d'Azeglio, eccetera, eccetera. E tanti giovani eroici gianduiotti furono anche gli studenti morti nei moti studenteschi che portarono nel 1821 al Teatro d'Angers alla rappresaglia sanguinosa e conservatrice che reprimette quello spontaneo moto di libertà costituzionale. Sì, anche quei ragazzi erano dei giovani Gianduia. Ora la parola Gianduiotto, al massimo, per il resto degli italiani, può ricordare soltanto i cioccolatini. E permettetemelo, questa è una ben amara constatazione. Ed esiste un motivo ben preciso perché tutto ciò che ho prima elencato si sia potuto verificare. Nelle nostre prossime chiacchierate lo analizzeremo. Per ora, rifacendomi ad una canzone di Brofferio del 1853, concludo con queste rime. E sul pastafrola, San guardo il buon oi, e sei fel badola per mare e per fiei. Ma s'inciame l'esame, son furca per tre, Gianduia non fame, Gianduia veis te. Corriamo, su presto non c'è tempo da aspettare, ma quanta gente deve ancora salire, è sempre pieno zeppo il posto non troviamo, mai per noi verrà. Fatti e cose del Piemonte commentati da Monsieur Pautas e Madame Bounin, impersonati da Beppe Moncalé e Luisella Guidetti. Oh, ma guarda chi che sved, Madame Bounin, sempre più giù di vera. E chi al Monsieur Pautas sempre più busiaro. Ma cosa che accade? Che in casa Bonino non ci siano specchi? E riesco a vederlo come gli anni che passo. Beh, lui è lecco vera, gli anni a passo, ma non lasciano il segno, almeno un chilo. Ah, non lasceranno come a dischiare il segno, ma lasceranno il sogno? Al sogno è una naturin diversa, come che era il tempo della nostra gioventù. Sì, Teorin le proprie cambiate. D'altronde Monsieur Pautas, chi era l'avrà la pretesa di fermare il corso della storia,
Oh, mi pretese nei propri niente. Diciamo piuttosto desideri ne avrei tanti come quelli, per esempio, non vede Turin sempre partigiano come una forma gruera. Come sarebbe a dire? A sarebbe di, se innanzi chi la Madama Bonin dall'alto del suo regalo di stacco alla Notalo, che a Turin tutte le aziende fanno a gara per usare la periferia e il centro, l'azienda tranviaria che deve cambiare il tocco del binari, l'azienda del gas per le perdite da eliminare, l'azienda del metano per l'installazione di nuovi impianti, l'acquedotto per rifare i tubi, eccetera, eccetera, eccetera. E bin? Che cosa cala da di? Se i tubi srumpu, alle bin giusto che le aziende riparo. Me e Dio Palon, penso ma che per riparare i suoi tubi, alle non giusto che rompo i nostri, che tra parentesi dirai, cara Madama Bonin, che sono proprio tubi pieni. Monsieur Pautas, che come sempre perda il senso della misura e diventa padre della scurrilità. Scurrilemi, ma non fa maga il piacere. Mi limito a analizzare questa situazione, chi la capreva, a parte in macchina dai Marcaneo per arrivare in piazza San Carlo. A forza di deviazione, di gucce, di intasamento, si sportano al baracchino del mangiare da presa, muore di fame durante il tragitto. Ma lui ha non è preoccupelo, ha un problema della circolazione e per risolvere pensa al sindic e la giunta. La giunta, mi ha capito la giunta adesso, non piena affidamento. Mi pare, quando faceva la giunta alla Camera d'aria una bici, tenia sempre. Al di là che, quando i nostri sindici fanno una giunta, e su mai va a recapeltene, le ultime 3 giunte municipali, la prima le rompessi perché era una giunta porslana. La seconda la tenne un po', ma come l'abbia fatta tenere in segreto. E con l'ultima l'esperabile che non si coli a picco, che sia nen, a dire a me pare una questione tenace. Che al Musipautas le na per la mentese, ma possibile che sia nen contento di questa Torino metropoli? Ma mi sono sempre contento di tutto, o per meglio dire, quasi tutto. Certo, e per non essere contento, che in tal film un uomo, una città, l'abbia doppiato può fare assim un napolitano. Mi personalmente speravo che da un momento all'altro piantasse lì per le meridionali, per buttesse a cantare al blues Zangun, oppure a Serenata Ciucatona. Ma quelle sono esigenze cinematografiche, possibile che lo capisca nen? Mi capisco tutto, cara Madame Bonin. Ma che da buon turinese, invece di vedere il nostro Zippo fare assim, che fa il meridionale, mi piacerebbe vedere Edoardo De Filippo che fa sua eccellenza al Porta Palazzo, continuando a stuparsi fino a Roma per vedere Macario che fa Pulcinella, e a San la mattina e troveremo al Vesuvio al posto del monumento a Cavour, con tutto il lungo cappello venire d'Arera. Ah, e lei sempre pensato, mica, che era un funda di via essere razzista, fino un'idea subversiva, e mi da sendiedamente a sue idee, e lei paura di Martin Melfidi, che da definire all'ospedale. Già, finì all'ospedale, come si fece facile a dire anche. Cara Madame Bonin, hai cose che sono pressoché impossibili, entrare all'ospedale e finire al Camposanto. Perché? Al di danche a svempinen malavi? A smerpinen? O perlomeno a spelpinen felo? No, cara Madama, perché al di danche, se uno è malavi, con le mutue che l'uma, al massimo lo ricovero le crote dell'ospedale e a Samer, con l'unca custo in posto in la terra, un tilocui, se uno è miliardaria, rischia di essere un lipatante in giornale campandoira. Forse ha un funda di verità le sue lamentele a ie. E credo proprio che penserai insieme. Ah, ma chi è si può con tutti i suoi problemi e le sue storie fa perdere il senso dal tempo? E devo scappare subito se no arriva prima a me uomo che mi... Arved non è si può Abbiamo arvedla, Madame Bonin. Quando il professore aspetta me. Eccoci ora nell'angolo della poesia con Mario Ferrero. Modernità di Mario Castagneri. Mi allenenghi siano sul passato. Ne un che l'abbia certe prevenzioni, ma avuto i baldi giù di Danchei, a ma sbariu proprio per Dabu. Capisco che bisogna essere al passo con i tempi, capì che al mondo che cosa le cambia, comprende l'esigenza tutti giù che segno il corso alla modernità. Però campemene ador la cruz, se udio i bal moderna un pan paura, ma i tanghi, le mazzorche di me temp
aiero d'autribal di rumlo pure. Una grazia, un guddo piena poesia, sempre io i bas per invitare le figlie. Adesso con tutta questa modernità, se uno l'educa, a fa magari. Adesso quando cavallo a smiut babi, o de pileti pia dal malcadù, a maschio di gomma, a sverso io e a svesto come a fiso tanti farabiù. Le figlie poi, parlunne rende figlie, sempre truccai rangiata carleve, sa fiso stati stes, anche ai miei tempi, a sario morte tutte da marghe. Juan che superga all'Alcapel. Avventure tragicomiche di Rensin. Al secolo Ugo Bertinetti. Lo coadiuva Sergio Bertoldo dei Gianduiotti. Ciao Rensin, come ti stai? At l'ulil farinel, cosa vuole dire con l'ulil? Atat mia che tagamol. Ma no, avete parei, as diria proprio neanche da stare male. Ma che lei saputo che ti l'ha un incidente con alto cambio mentre che tornava da una gita a Pavaireux. Camlo incidente ti, altro che incidente. Antal gir la pera grossa, tra palù che si perga, e c'è un centimetro volante, scappè da un man. Parei al camion, all'andai giù alla riva e alla fine fermarsi fino a un fondo. Ma te la viene una gente insieme? Covele, quando vogliamo assuma sempre in tanti, ogni giorno arriva con sua cadrega. La butta in salcazione e il mio camion diventa un pullman. E quando che la sdai al giro? La cosa pedrola, le proprie tentacula. Che ogni dirca faceva il camion giù la riva e ne discariava un, e così chi la rompesse in braccio, chi una gamba, chi qualcosa d'au. Al di dopo, invece che andare al Pavaireux, al mio che fosse andata in gita al Vietnam, ero tutti andissai in binda che smiavo tante mummie. Beh, in fondo, e per le che la Madonna alla viene gittata. Se la Madonna vorrei giuttare, la via alla seme la strada. E Rensin, e c'è sempre lo stesso. Ma che fase con una spintuna in mano? Mi son pas come voi altre giovani. Mi cerco di rendermi utile. Così, all'elvin per la marchesa e porto 2 o 3 pintuni tutti i giorni. Ma la marchesa, a beve? A beve. Abbiamo picca in reggimento alpini e a certe ciucche che alla terra di Timpinan al con della crova e aveva del con, ma lei è una brava donna. Ti dice, ma la marchesa a piaspru. At lo il farinel che tauta fuori, te snalengassa così, tutti vi altri giù se ve l'engase. Ma buona critica, leve i cavalli lunghi e le idee corte. Chi sia una buona critica, è non vera. E l'uma dimostrato da quando che l'uma piaita in man l'amministrazione della nostra società cooperativa. Ah sì, abbattiamo della sguarda i registi, ancora qualche mese di vostra amministrazione, andremo tutti a vendere candele davanti alla consola. Adesso saluto perché la marchesa aspetta il vino. Ciao lenga lunga. Ciao Rensin, e scaput comi perché lei paura capieva. Superga al capel e quando che superga al capel e lo fuma tutti. O che fa brutto o che fa bene. Il nostro
Mario Castagneri non si lascia scappare i personaggi celebri di passaggio in Piemonte. Chi sarà questa settimana? Questa settimana siamo andati a trovare Arnoldo Foà, al quale abbiamo rivolto alcune domande. Dimmi, caro Arnoldo, tutto ciò che puoi dire di male su Torino, sui torinesi, sulla viabilità della città, sui suoi negozi e ristoranti e così via. Si dà il caso che mio padre è nato a Torino e mio nonno era torinese. È un po' difficile per me dire male dei torinesi. Sulla viabilità ho ben poco da dire perché ho preso la macchina, l'ho messa in disparte in un cortile, ho chiuso e non la vedo. Finché non parto da Torino non mi muovo. Riguardo ai torinesi, devo dire che se ne incontrano molto pochi, perché se domandi una via ti si risponde in calabrese, in barese, in siciliano, in torinese ormai sono dentro i negozi, ecco, ancora trovi qualcuno che ti dice ciareamciu, però mica tutti, perché adesso anche i negozi sono... Questo non credo che sia un male, io spero che sia un bene, perché io penso che Torino con questa invasione meridionale piano piano ci dia un'unità d'Italia che invano Garibaldi aveva sognato. Di bene su Torino, cosa puoi dire? Di bene su Torino posso parlare dei dolci, io sono sono golosissimo, passando davanti alle vetrine dei vari Baratta e dei vari, adesso non mi vengono i Benchi, Ferrero e via discorrendo, ci lascio la bavetta, insomma. Arnoldo, non tralascia l'occasione per essere quell'umorista, oltre a essere quello squisito uomo di teatro che è sempre stato. Io vorrei che tu mi tracciassi schematicamente la figura di Gianduia. Mi hai dato dell'ignorante, perché conosco abbastanza bene tutte le maschere meno Gianduia, quindi non saprei proprio che cosa dirti sul conte di Gianduia. Non capisco il torinese stretto, non sono mai andato a sentire. Una volta volevo entrare ai burattini che c'erano qui in piazza San Carlo, c'erano i burattini, volevo entrare, cioè sono entrato, ho sentito 2 o 3 secondi e poi sono uscito perché non riuscivo a ridere, mi dispiaceva di non ridere come ridevano gli astanti e quindi sono uscito senza capire niente. Beh, allora sorvoliamo su questa domanda e facciamo una domanda cattiva. Perché, per esempio, in televisione abbiamo osservato sul video cantanti piemontesi che mentre eseguivano il loro pezzo dovevano sottostare all'inibizione e all'umiliazione di vedersi tradotti in italiano con didascalie esplicative che comparivano contemporaneamente alla loro esibizione. Mentre questo non succede mai per nessun altro dialetto o lingua regionale che dir si voglia. Tu cosa ne pensi di questo fatto? Guarda, forse posso pensare questo, che essendo il torinese un linguaggio periferico per il teatro italiano, perché la maschera di Gianduia non è mai entrata nelle altre maschere, insomma, non è stata diffusa, e questa forse è la mia ignoranza, anche... Non è la tua ignoranza, ma sono nella verità. Giustifica la mia ignoranza, voglio dire. E il torinese è veramente una lingua difficile, insomma. Io conosco molte canzoni, così della Val d'Aosta, eccetera, e qualche canzone torinese che per me sono splendide, non c'è niente di più bello di sentire dei cori fatti da alpini piemontesi, ma proprio come linguaggio o teatrale, perché anche il linguaggio di Macario non è un linguaggio torinese, è soltanto una cadenza, si sente soltanto la sua cadenza, ma la lingua torinese, lui il dialetto torinese non l'ha mai portato in giro per l'Italia, quindi quando ci si ferma alla cadenza va tutto bene, ma quando si entra nel dialetto va tutto male, è impossibile capirlo. E è un dialetto che non è stato reclamizzato. Fatene pubblicità e può darsi che si riesca a capirlo. Io prendo atto di questo tuo consiglio e ti porgo un'altra domanda. Parlando di scrittori piemontesi, di letterati piemontesi, io vorrei chiederti quale letterato piemontese tu ricordi come letterato, come uomo politico, ce ne sono di Profferio, Cavour, eccetera, eccetera. Quale ricordi tu? Dobbiamo parlare degli antichi o anche dei moderni, perché degli antichi Massimo d'Azeglio, per esempio. Mi ricordo una frase che io dirò così a modo mio: ne a tort, ne a ragione, l'ast mai buté in pregiun.
No, è detto in un modo un po' tuo, in un modo un po' arnoldiano. Comunque è giusto questo, perché né ha torto né ha ragione, uno non si deve mai lasciar mettere in prigione, perché uno deve comportarsi serenamente, sinceramente. No, scusa, no, vorrei correggere. Né ha torto né ha ragione, anche se hai torto, non ti devi fare acchiappare, questo voleva dire Massimo Razzello, è molto diverso. L'importante è non farsi prendere, insomma. Con questa buttata, possiamo chiamarla così, di Arnoldo qua, noi chiudiamo la nostra intervista. Io chiedo ancora a Arnoldo qua che saluti il nostro pubblico, i nostri ascoltatori e soprattutto tutti i torinini. Ciao. Ci è grato concludere la prima parte dello spettacolo A Nostra Ca con l'omaggio all'indimenticabile Carlo Artuffo. Signore e signori, è qui con noi Gipo Farassino nelle avventure di Tomà. Questa settimana I porci del mio paese. Cittadini del nostro pavese e pavesi limitrofi e circonvicini, ricordando oggi la premiazione dei più bei porci del nostro pavese, avio qui riuniti tutti intorno a me e mi perprimo come vostro presidente. Cittadini, io non voglio farvi un discorso, e se vi parlo in lingua italiano non è per farvi vedere che li so parlare, ma semplicemente perché così si dice a queste manifestazioni ufficiali. Il nostro paese, cittadini, a nessuno secondo, non è un paese climatipico. Qui noi non abbiamo gli hotelli della vista Miramare e neanche a Miramonti, e neanche a Miralago. Qui noi non miriamo un bel niente. E neanche, cittadini, modestamente, noi non abbiamo una di quelle misere sorgenti di acqua diuretica, purgativa e sulfurosa, dove gli albergatori ci impiniscono la panza di acqua marsa ai poveri clienti e poi che te li spelano belli vivi. No, noi non abbiamo niente di tutto questo. Ma in compenso abbiamo la più bella produzione porcifera, il più bel allevamento di maiali che vanti tutto il circondario ed è che il cuore gongolante di gioia. E con intima, profonda soddisfazione che mi dico: volete un bel porco? Volete un vero porco? Non cercatelo altrove, cercatelo un bel qui, da noi. Noi che delle nostre case ne abbiamo fatti tanti porcini. Noi che le nostre donne le abbiamo adibiti al nostro allevamento, che ce li tirano su belli, grossi e paputelli come tanti maiali, noi sentiamo in dentro il petto la gioia di questo giorno che viene a premiare e lenire la nostra diuturne, quotidiana fatica. Non per vanto, cittadini, ma una rosa di porci come la nostra area trovi da niente porta in niente porta del mondo, e quando a esposizione zootecnica, io dico si c'è quel bastardo che inventa questa parola di un permesso, e ben quando l'esposizione zootecnica ha presentato uno dei nostri esemplari, il presidente, dico il presidente della giuria, ma guardiamo in Dio e ma dimmi, bravo, è proprio un gran bel porco. E ben, meglio rispondi come grazie presidente, al nostro pavese, siamo tutti così. Perciò, concludendo, cittadini, il porco non è quell'animale immondo che tanti definiscono. No, esso è mondo, è più mondo che mai, ed è per questo che io faccio racchiuso il mio discorso, invitandovi tutti a gridare insieme a me: evviva questo porco mondo!